Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Apriamo con la notizia del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, che dice: sono certo che il comune di Lamezia non sarà commissariato per mafia. Sono certo che la commissione d'accesso non possa aver trovato un atto dell'amministrazione dal quale si possa leggere un condizionamento della criminalità organizzata. Queste le parole del sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, nel corso di una conferenza stampa convocata a seguito della decisione della prefettura di Catanzaro di chiedere lo scioglimento del consiglio comunale della città per infiltrazioni mafiose. Sono un sindaco scomodo, ha detto infine Mascaro, ma sentiamolo ai nostri microfoni. Siamo considerati scomodi, ecco perché vogliono mandarci via, difende a spada tratta il suo operato e quello della giunta Paolo Mascaro, che dopo la proposta di scioglimento del comune di Lamezia, avanzata al Ministero dell'Interno dalla prefettura di Catanzaro per infiltrazioni mafiose, ha convocato una conferenza stampa per spiegare tutto il suo disappunto. Una conferenza stampa per rappresentare quella che è stata l'attività dell'amministrazione di contrasto alla criminalità, di favorire sempre l'applicazione concreta del concetto vero di legalità, di ripristinare le regole della buona amministrazione che erano, a parere del sottoscritto, state ampiamente violate in passato. Il sindaco di Lamezia Terme spiega che non esistono presupposti normativi e giuridici per lo scioglimento del comune ed elenca quanto ha fatto la sua giunta in materia di legalità. Non sono stato assolutamente informato, tuona il primo cittadino, e mi sembra anche impossibile dal punto di vista temporale, in quanto ancora il 3 ottobre la commissione d'accesso richiedeva dei documenti in merito. Mascaro spiega inoltre che il 16 ottobre avrebbe anche inviato una memoria nella quale ha chiesto di essere sentito. Tutto ciò, chiude amaramente il sindaco, non può succedere in uno Stato di diritto. Io ho la certezza assoluta che 2 anni e mezzo di amministrazione dicono che questa è un'amministrazione che ha contrastato con forza la criminalità organizzata. Sappiamo tutti che la mafia e la criminalità organizzata hanno soprattutto la necessità di preservare quello che è il loro cosiddetto prestigio, e ciò che più odiano e più detestano è che beni di loro passata proprietà possano essere utilizzati per fini sociali. La speranza comunque resta quella di non assecondare la volontà del prefetto, visto che in passato ci sono stati casi analoghi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!